La settima corsa è la divisione femminile del Gran Premio Italia. 10 giumente al via, 1 Dalia Dino, 2 Italia, 3 Dotera S, 4 Demi Moore Treb, 5 Daytona Rock, 6 Dorothy Bar, 7 Dynamite Bar, 8 Diva Indal, 9 Delicious Gar, 10 Dolcezza Sergio. Favorita è Delicious Gar con la macchina che prende velocità e sulla dritta opposta alle tribune le lascia andare per il via di questo Gran Premio Italia femmine. Sono 2 Italia e Dalia Di No che si lottano il comando. Attacca al largo 2 Italia, prova a mantenere la corda Dalia Di No che rientra all'avversaria. Poi Demi Moore Treb che sbaglia e allora parcheggia in seconda posizione 2 Italia, o prova almeno a farlo avanti a Dotera S che però serra sotto. 14-2 per il lancio iniziale. Dalia Di No in vantaggio, di fuori 2 Italia che riprende in mano, arriva in fretta Dotera S che passa dopo 400 metri in 29-6 ed è la leader della corsa. Delicious Gar in vantaggio nei confronti di Dalia Di No. Dotera S in terza posizione, rimasta di fuori 2 Italia a precedere Daytona Rock, quindi ancora lungo la corda Dynamite Bar, poi Diva Indal. I 600 se ne sono andati in 45 con la leader che ha ripreso drasticamente il ritmo in mano. 2 Italia che suo malgrado è rimasta allo scoperto e si adegua al ritmo blando imposto dalla leader che fa 16 la dritta di là. 1-1 per i primi 800 metri di corsa. Adesso si va davvero pianissimo con Delicious Gar che ha stoppato in maniera clamorosa il ritmo. Seconda alla corda è sempre Dalia Di No, di fuori 2 Italia. Il chilometro se ne va in 1:18:1 con una frazione in 17 per la curva. Delicious Gar va da treno. 2 Italia ovviamente gode del ritmo lento. Alla corda c'è Dalia Di No, in pariglia Daytona Rock, poi Diva Indal. Dotera S lungo i birilli a precedere Dynamite Bar. 16-3 anche davanti alle tribune. Questo notoriamente è un paletto svelto, 33,5 questi 400 metri di corsa. Bada al sodo Alessandro Gocciadoro che continua a portare tutte a spasso. Continua ad andare piano, 15,7 la curva di destra, prova a venire in mezzo alla pista Diva Indal. 2 Italia sempre protesa all'esterno della leader che completa il miglio in 2:4:2 con una frazione in 14:1 in accelerazione. In vantaggio c'è sempre Delicious Gar, seconda alla corda è Dalia Di No. Fa fatica ora 2 Italia per il percorso tosto al largo, così guadagnano quelli all'interno, in particolare Dotera S. Allunga Delicious Gar, prova a spostare Dalia Di No, ma Delicious Gar è in controllo. Delicious Gar fino in fondo vince anche l'Italia Filli, nettamente al secondo posto e Dalia Di No al terzo Dotera S. 28,6 la chiusa, uno 16,2 il ragguaglio cronometrico. Non è successo praticamente nulla se non che la cavalla più forte è andata a sfilare e ha dimostrato un'altra volta la sua netta superiorità. La figlia di Father Patrick e Nakitast vince dopo l'Etruria anche l'Italia Filli. Alessandro Gocciadoro, comodo passeggero in salchi. Alla portacolori del signor Girolamo Casella. Al secondo corre bene Dalia Di No a precedere Doter AS. Andiamo in premiazione come al solito da Alessandro Gocciadoro.